Benvenuti al 33esimo incontro con la storia d'Italia, che ha per tema i luoghi della memoria. Per dare una definitiva e dignitosa sepoltura a coloro che, dentro e fuori dai confini nazionali, hanno dato la loro vita per la patria, sono stati eretti vari complessi architettonici e monumentali tesi a celebrare il culto con cerimonie di massa finalizzate all'esaltazione dell'eroismo, del sacrificio e della morte in battaglia. I concetti a cui dovevano ispirarsi le varie strutture che accoglievano i caduti dovevano essere la perpetuità, la monumentalità, riservando posti d'onore ai decorati e promiscua raccolta dei gloriosi resti unicamente per le salme non identificate. Il Commissariato Generale per le Onoranze ai Caduti in Guerra. Per progettare, sviluppare e svolgere tutto quanto attiene al mantenimento della dignità e del ricordo dei caduti è stato istituito il Commissariato Generale per le Onoranze ai Caduti in Guerra, Onor Caduti. Il primo commissario generale, seppur con diversa denominazione, è stato il maresciallo d'Italia Armando Diaz, che ha portato alla vittoria l'esercito italiano nella Prima Guerra Mondiale, restandovi in carica dal 1919 al 1927. Trattasi di un ente interforze a configurazione operativa la cui attività in Italia e all'estero è vigilata dal Ministero della Difesa. Le attività principali attengono a sistemazione, manutenzione e custodia dei sepolcreti in Italia e all'estero, nei quali sono custodite le spoglie dei caduti italiani in guerra dal 4 marzo 1848, nonché nelle missioni di pace e, limitatamente al territorio nazionale, anche quelle degli ex nemici ed alleati, previ accordi con i relativi governi. Alla ricerca, al recupero, al rimpatrio ed alla definitiva sistemazione nei sepolcreti militari dei caduti che non hanno trovato degna sepoltura all'estero. La dimostrazione migliore della prevalenza della massima parte della popolazione italiana dell'amor di patria e della carità cristiana è costituita dal fatto che in moltissimi cimiteri comunali hanno trovato il riposo eterno uomini che in vita si erano combattuti gli uni contro gli altri. I sepolcreti e i cimiteri di guerra gestiti da Onor Caduti sia in Italia sia all'estero sono centinaia e ripartiti in tal modo: sacrari delle guerre di indipendenza e coloniali, sacrari delle guerre d'Africa e di Spagna, sacrari e cimiteri della Prima Guerra Mondiale, sacrari e cimiteri della Seconda Guerra Mondiale e della Guerra di Liberazione, sacrari delle vittime della rappresaglia. Sarebbe impossibile in questa sede anche solo accennare a ognuno di essi. Rimane l'invito che i bersaglieri rivolgono a tutti, e specialmente ai giovani, a visitare tutti quelli che è possibile, perché in essi riposa la storia umana d'Italia. In ognuno di essi riposano migliaia di caduti, con le loro storie individuali fatte di spose, figli, madri, lasciati per poter dare loro, anche a costo della propria vita, un futuro migliore e per salvaguardarne l'identità nazionale. Non si può però abbandonare l'argomento senza accennare almeno a due di essi, che forse nell'immaginario collettivo li rappresentano tutti: il Vittoriano e il Re di Puglia. Il simbolo patrio italiano per eccellenza è il monumento nazionale a Vittorio Emanuele II, primo re d'Italia, meglio conosciuto con il nome di Vittoriano o Altare della Patria di Roma, sul Campidoglio, opera iniziale dell'architetto Giuseppe Sacconi. Alla morte del re, nel 1878, fu deciso di innalzare un monumento che celebrasse il padre della patria,
e con lui l'intera stagione risorgimentale. La prima pietra fu posta solennemente dal re Umberto I nel 1885. Il complesso monumentale venne inaugurato dal re Vittorio Emanuele III il 4 giugno 1911, in occasione del cinquantennale dell'Unità d'Italia, alla presenza della famiglia reale, del Presidente del Consiglio Giovanni Giolitti e di 6.000 sindaci provenienti da tutta Italia. Il 4 novembre del 1921 il monumento, che da allora è più comunemente conosciuto come Altare della Patria, fu scelto per accogliere il milite ignoto. Infatti l'11 agosto 1921 il Parlamento approvò un disegno di legge del ministro della guerra Luigi Gasparotto che prevedeva le modalità per l'individuazione di un caduto ignoto che avrebbe rappresentato tutti coloro che avevano donato la vita alla patria ed in particolare quelli di cui non era stato possibile individuarne l'identità. 11 furono le salme di soldati esumati dai principali campi di battaglia avanzati della Prima Guerra Mondiale e deposte in bare di legno grezzo. Il 28 ottobre 1921, nella Basilica di Aquileia, le 11 bare furono allineate e dopo la benedizione delle salme la signora Maria Bergamas di Trieste, madre del volontario irredento Antonio Bergamas, che aveva disertato dall'esercito austriaco per combattere sotto la bandiera d'Italia da umile e ardente soldato fino all'ultimo sacrificio ed era caduto in combattimento senza che il suo corpo fosse ritrovato. Fu prescelta per l'indicazione della bara che avrebbe custodito le spoglie del milite ignoto. La donna, posta di fronte alle bare allineate, dopo essere passata davanti alle prime, non riuscì a proseguire nella ricognizione e, gridando il nome del figlio, si accasciò al suolo davanti a una bara che venne scelta. La bara prescelta fu collocata sull'affusto di un cannone e, accompagnata dai reduci decorati al valore militare, deposta in un carro ferroviario per poter essere solennemente trasportata a Roma e quindi all'Altare della Patria, dove viene tumulata sotto la statua della Dea Roma. Negli anni 30 il feretro venne traslato nella cripta interna al Vittoriano, che fu denominata Sacello del Milite Ignoto. Parti della cripta e del sepolcro sono costruiti con rocce provenienti dalle montagne che furono teatro degli scontri durante la Prima Guerra Mondiale, tra cui il Monte Grappa e il Carso. Le 10 salme rimaste ad Aquileia furono tumulate nel piccolo cimitero dietro la basilica che circonda il Tempio romano. Alla base dell'arcosolio vi è la tomba della mamma spirituale dei soldati sconosciuti, Maria Bergamas, e sulla pietra tombale fu scritto Maria Bergamas per tutte le madri d'Italia. La motivazione della medaglia d'oro al valore militare concessa a milite ignoto alla memoria nel 1921. Degno figlio di una stirpe prode e di una millenaria civiltà, resistette inflessibile nelle trincee più contese, prodigò il suo coraggio nelle più cruenti battaglie e cadde combattendo, senz'altro premio sperare che la vittoria e la grandezza della patria. Alla medaglia d'oro al valor militare il 12 ottobre 1921 si aggiunge la Medal of Honor, massima decorazione militare assegnata dal governo degli Stati Uniti. A Roma è rimasto un fante per tutti uno che mai vorrà inginocchiarsi, né arrendersi né cedere. Il milite ignoto, egli ci chiama. Il monumento è proprietà del Ministero dei Beni Culturali, è costato 27-30 milioni di lire di allora. Tra i sacrari militari italiani il più grande è quello di Fogliano re di Puglia, Gorizia. Il nome deriva da una italianizzazione forzata di un toponimo di origine non italiana. Infatti si tratta dello sloveno Folian re di Polje, ove Polje significa campo
e l'intera espressione è campo di mezzo. La italianizzazione dei toponimi delle terre irredente fu decisa in massa, pertanto Redopolie divenne Re di Puglia. È stato realizzato dall'architetto Giovanni Greppi e dallo scultore Giannino Castiglioni sulle pendici del Monte Sebusi. Inaugurato il 18 settembre 1938 alla presenza di 50.000 veterani, custodisce i resti di 100.187 caduti. Sorse per dare degna e stabile sepoltura alle salme dei caduti del grandioso cimitero di guerra del vicino Colle Sant'Elia. È ispirato all'idea di un formidabile e ordinato schieramento militare, con alla testa i propri comandanti. Lo sviluppo ascensionale della scalinata di 22 gradoni, dove sono custodite le salme di 39.857 caduti identificati, e le 3 croci che lo concludono, associano alla solennità del monumento il chiaro significato mistico della redenzione al di là della vita terrena, le anime dei caduti che salgono al cielo. Sull'ultimo gradone invece, nelle 2 grandi tombe ai lati della cappella votiva, trovano sepoltura i 60.330 caduti senza nome. Alla base della monumentale scalea sorge la tomba monolitica di Emanuele Filiberto di Savoia, duca d'Aosta, comandante dell'invitta Terza Armata, affiancata da quelle dei suoi generali. Egli morì il 4 luglio 1931 e chiese esplicitamente che la sua morte potesse avere l'onore di riposare con i suoi soldati caduti in battaglia. Non passano inosservate quelle commoventi e ripetute scritte presente sul marmo chiaro. Sembra di sentirle nel silenzio quelle voci di tanti giovani militari partiti per la guerra con la speranza nel cuore di fare ritorno alla propria casa. E quei meravigliosi e tristi cipressi che si ergono come bandiere sono sempre verdi, come saranno sempre vivi i nostri ricordi e la nostra profonda riconoscenza. Un luogo dove riflettere in silenzio. Qui ci sono 2 tombe vicine, una è del maggiore Giovanni Riva di Villasanta e l'altra è del figlio, sottotenente Alberto Riva, ultimo insignito di medaglia d'oro a valor militare ed anche l'ultimo caduto della Prima Guerra Mondiale il 4 novembre 1918. Una lapide riporta le parole di un immaginario dialogo fra i 2 caduti scritto da Giannino Antona Traversi. Guardami il petto, babbo, e sii contento. Alberto, più che mai di te fiero mi sento. E la povera mamma lasciata tutta sola, un'altra madre, Italia, la racconsola. All'ingresso del sagrario c'è una scritta. Non curiosità di vedere, ma a proposito di ispirarvi vi conduca. All'interno troviamo ancora: agli invitti che diedero per la patria tutto il sangue, solo è degno di accostarsi chi ha nel cuore la patria. All'uscita un'altra scritta: o viventi che uscite, se per voi non duri e non cresca la gloria della patria, noi saremo morti invano. Parole eloquenti che non hanno bisogno di spiegazioni e che ci inducono a riflettere sulla condizione umana. A Re di Puglia non si può andare impreparati, non si va in gita turistica. Ungaretti scrive: soldati, si sta come d'autunno sugli alberi le foglie. L'unica donna che riposa nel sagrario è una crocerossina di 21 anni, di nome Margherita Caise Parodi Orlando, medaglia di bronzo al valor militare per essere rimasta al suo posto nonostante l'ospedaletto fosse violentemente bombardato dagli austriaci. Giannino Antona Traversi scrive: a noi tra le bende foste di carità l'ancella, morte fra noi di colse, resta con noi sorella.
Ora nel cimitero, ove l'eterna giovinezza del sole veglia la caduca giovinezza degli uomini, la suave anima di Margherita Parodi dice al mondo quanto può compiere una dolce anima di donna se amor di patria l'esalta e se la luce di sacrificio lo accende. Sono parole della poetessa Maria Sandonnini Bobbiese. Termina il 33esimo incontro con la storia d'Italia.